Cari amici, ben ritrovati. E ho deciso di fare questo video per annunciare questa bella notizia che mi è arrivata con una mia gioia, con una mia sorpresa immensa, una lettera da parte del Papa Francesco, Sua Santità il Papa. E nel momento in cui vi dico questa cosa è metà aprile e invece la lettera che appunto mi è arrivata dalla Segreteria di Stato Vaticana è datata il 9 marzo, quindi è in ritardo sulla spedizione di più di un mese da quando è stata scritta. Probabilmente, come sappiamo, le misure restrittive per l'emergenza sanitaria del coronavirus sono scattate proprio in quei giorni lì, il 9-10 marzo, quindi probabilmente anche il sistema postale ne ha risentito. È un fatto che mi ha veramente sorpreso perché io avevo inviato al Papa una lettera ancora a suo tempo per informarlo del convegno Identitas Fede e Scienza che stavo organizzando, essendo un convegno che metteva in relazione più religioni, più sacerdoti, monaci e inoltre mi aveva scritto una lettera Sua Santità il Dalai Lama con la sua relazione da leggere ai partecipanti del convegno Identitas Fede e Scienza e in questa lettera il Dalai Lama mi parlava del Papa Francesco con parole di profondo rispetto e stima. E quindi ho pensato che fosse una cosa doverosa da parte mia informare anche il Santo Padre sia di questo evento, sia della mia attività delle personalità coinvolte, ma anche dell'intenzione di fondo del progetto che era aprire un dialogo, rinnovare un dialogo fra fede e scienza. Quello che è stato, diciamo, ricolmo di gioia da parte mia è stato ricevere questa lettera a metà aprile, quando il convegno si è svolto il 31 marzo. Era previsto fisicamente al Palamostre di Udine, dopo, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile far incontrare fisicamente i relatori né il pubblico, tantomeno, ma siamo riusciti, come sapete, a fare la videoconferenza mondiale perché tutti i relatori, non dimentichiamo che sono 20 interventi da 6 paesi del mondo, 4 premi Nobel, con tantissime personalità di grande levatura, da un monaco buddista, il Dalai Lama, Noam Chomsky e tanti, tutti i relatori hanno confermato la loro disponibilità e quindi è stato un momento stupendo di confronto. E, dicevo, a me è arrivata questa lettera del Santo Padre dove viene informato dell'evento e lo benedice perché benedice la mia attività, benedice la mia persona, la mia attività e il convegno. Quindi, diciamo, siamo riusciti a realizzare questo convegno con in corso, con in atto la benedizione del Santo Padre, e anche se non lo sapevamo, cioè essa era nel mio cuore e adesso è diventata visibile. Ecco, vediamo qui la lettera che mi ha mandato dove si vede il logo della Segreteria di Stato Vaticana con le sue toccanti parole che mi hanno riempito di gioia. Quindi questo evento è riuscito a coinvolgere sia Sua Santità il Dalai Lama sia il Santo Padre, mettendo insieme le due più alte figure religiose del mondo occidentale e del mondo orientale. Sono contento di aver potuto unire nel mondo religioso questi due mondi perché unire è innalzarsi, dividere è sempre abbassarsi. Quindi grazie ancora per tutti e per condividere con me e insieme a me queste gioie e questo messaggio che mi propongo di continuare a portare.